Evidentemente il video di ieri ha colpito un sacco di persone. Andiamo a commentare alcune cose che mi sono state, diciamo, appunto dette. Le andiamo a commentare insieme, facciamo un botta e risposta, così vediamo di che cosa si parla. Guarda il video di Slayer che secondo me ha ragione su tutto. Va bene, Stewie, poi lo guardo. Però so alcuni punti di vista di Sly che purtroppo non condivido perché... cioè, ci sta, però... Poi lo guardo. Però su alcuni punti di Sly non condivido. Ma se non l'hai ancora visto, come cazzo fai, scusa, a non condividere? Cioè, a prescindere, quindi. E parli a livello generale, perché secondo te tutti, poi lo devo vedere bene il video, perché a me me l'hanno riferito e non l'ho neanche visto, però quanto ho capito lui dice che tutti citano quelli che non smirano, capito? Quindi... Ma allora, io non dico che tutti citano, dico semplicemente una persona che usa DS4 sapendo che il DS4 può fare queste cose qui e non smira mai, ripeto mai, significa ovviamente io sospetto di cheating, ma è una cosa supernaturale, penso che chiunque la penserebbe così, no? Mi sembra ovvio, uno dice vabbè ma una persona forte, cioè ci può essere una persona che non smira ed è più forte di te senza cheatare, no, una persona che non cheata smirerà meno volte, poche volte, rarissime volte, ma smirerà perché è umano, in quanto umano sbaglia. Qua non ci piove, raga, non ci piove. No, allora io sono d'accordissimo su chiunque usa qualsiasi tipo di aiutino, ragazzi. Cioè, Stewie, aspetta, non confondiamo le cose. Cioè, io sono d'accordissimo con lui su qualsiasi cosa, qualsiasi software, secondo me, si usa. E allora sei d'accordo con il mio video? Parlo di quello, dico solo quello, perdonami, se vedo un po' di incoerenza qui. Per agevolare la mira o aiutarsi in qualsiasi modo, ragazzi, a qualsiasi modo. Porca puttana, il DS4 fa questo, scusa, ma allora di che stiamo parlando? Le patate? Però non puoi però accusare chi gioca bene. Cioè... Ma chi cazzo ha accusato chi gioca bene? Perdonami, quindi cioè, allora mi accuso da solo perché io so sparare, ma non uso un cazzo, mi accuso allora. Ho detto che secondo lui chi mira e chi non smira per lui è cheat palese. Anche io uso DS4, scrive Winterone, e non l'ho mai aperto su... Cioè tu così stai accusando tutti i legit che però sanno giocare, che sono più forti di lui o più forti di... Minchiate, dai, minchiate, ma che cazzo stai dicendo? Minchiate, ce ne saranno player più forti di me, hai voglia, ma che cazzo c'entra? Io sto accusando chi usa DS4 boostato e c'ha tutti questi vantaggi in più e si spaccia per legit, cioè è ovvio. Anche Ixio certe volte non smira. Ma che cazzo c'entra? Anche io non smiro certe volte, mica citto, capita la giocata. Allora ogni volta che uccidiamo un nemico è perché abbiamo avuto culo, se la mettiamo così. È ovvio che c'è la skill del player. Qua stiamo parlando semplicemente di usare aiutini. Non che uno senza aiutini significa che non sappia proprio sparare ed è un bot di merda e che uccide solo grazie al DS4. Qua il discorso non è quello. Infatti io nel video ho detto pure, questa gente senza DS4 sa giocare, ma il DS4 gli dà quell'aiuto extra che lo rende ancora più performante, più potente. Se su 10 fight questo player ne vincerebbe ipotesi 7, col DS4 li vince tutti e 10. Capite? Non c'ha più quel margine di errore. Questo è il mio discorso. Cioè, nel senso che secondo lui cioè, chi non sbaglia la mira, chi non smira mai, o che, cioè... Per esempio io ci sono delle giornate che sono in God Mod, per esempio, no? O ci sono delle partite intere che minchia faccio delle traccate pazzesche. Esattamente, cioè, anch'io. Non può significare che io citta. Esattamente. Io mi fermo qua perché a parte che questo video, cioè loro stanno dando risposte, cioè lui sta dando risposte che non c'entrano un cazzo con quello che ho detto io comunque, perché io non sto accusando tutti, anzi io non sto accusando, io porco di quel dio sono a favore di chi usa DS4 boostati per migliorare le proprie abilità e quindi una cosa che va a favore a chiunque, anche a te, dio di quel cane, se non usi DS4 boostato ti trovi uno che ti scioglie così, ti rode il culo anche a te, evidentemente lo usi pure tu e ti dà fastidio. Ragazzuoli, il mio video è stato molto semplice, io sto parlando semplicemente che secondo me usare un DS4 che ti fa fare determinate cose è cheating.
Se non mi credete vi racconto quest'altra cosa. Qualche mesetto fa, forse un mese e mezzo fa, io ho voluto provare il DS4 con Molesto, ok? Io non posso farlo perché, ripeto, utilizzo un pad Xbox e su questo pad non puoi fare il DS4, ok? Quindi l'ho fatto fare a Molesto, picciotte 20 euro. 20 euro per farselo settare da uno che un minimo ne capiva. 20 euro. Con 20 euro Molesto ha avuto il no recoil, ha avuto l'aim assist potenziato, il rapid fire. Dopo qualche aggiornamento di Warzone gli si è sminchiata tutta sta situazione qui, gli si è sminchiata, gli si è tolto il no recoil e l'aim assist potenziato, gli è rimasto soltanto il rapid fire. Ad è vero che lui ormai non lo usa più completamente perché poi tra l'altro se ne sta fottendo, era una prova. Se riesco, se lui ancora ha il rapid fire, vi mostrerò pure una clip di Molesto con il rapid fire, quindi sparando con una pistola che diventa praticamente una mitraglietta. Vi farò vedere questa cosa. Ora la domanda che sorge spontanea è: una cosa del genere è un cheat o no? Quando io difendo il legit, quando io dico che secondo me se questa cosa può fare determinate cose, evitatela di usare, perché giustamente se tu usi una cosa che comunque può essere un cheat, a me chi cazzo me lo dice che tu non lo usi come cheat? Anche perché basta un tasto per cambiare profilo del DS4 e renderlo normale. Uno dice: vediamo, fammi vedere, premi un cazzo di tasto qualsiasi, un pedale, un tasto del pad, un tasto telecomando la televisione, zocche dere, munge, ti cambia totalmente il profilo e tu sei pulito. Ritorni in gioco quando cazzo vuoi, riattivi il tasto e ti attivi le assist potenziali. Cioè è facile da sgamare. Ma se uno è pro player, dato che io sono un bot, mi è stato detto che sono un bot, dato che io sono un bot e quindi e voi siete tanto pro player a differenza mia, togliete il DS4, perché come dice lui appunto non è che uno se non smira può essere anche forte, capite? Allora se sei forte gioca senza DS4 e non smirarmi mai, fine. Se è tanto semplice, cioè, alla fine lo stanno dicendo, è semplice, è normale, allora giocate così, togliete il DS4 se può dare queste cose e vediamo se le skill rimangono uguali o no. Oppure forse avete paura giustamente che le persone che vi conoscono per queste traccate, per queste kill, appena si rendono conto del vedere un peggioramento, quindi qualche smirata in più, il KD che va un pochino a scendere, capisci? Che poi come cazzo fanno a darmi del io raga ho 3 di KD giocando con un pad Xbox e non faccio manco 120 fps in live, ma che cazzo volete? Ma io sono strafiero, ma a me 3 di KD mi basta e mi avanza, cioè alla fine io che devo dare conto, io gioco le pubbliche, non faccio manco ranked, io gioco per fare 2 ore così con la mia chat, mi diverto, ci facciamo 4 risate, a volte ci sono lobby di merda, a volte ci sono lobby decenti dove si può giocare e fine, cioè quello lì. Ma io a chi devo dare conto? Io ho fatto questo video semplicemente perché ci sono queste cose, è giusto che io vi metta anche un pochino all'attenti, dice occhio perché non è tutto oro ciò che luccica, cioè il senso è questo. Ma ovviamente chi è contro questo video è a favore del DS4 bustato, parliamoci chiaro, cioè è ovvio. Quindi ho soltanto l'ultima cosa da dire prima di concludere, che è quella di andare a cagare, ma tanto, proprio a spruzzo.